arrivare a 67 anni a dover fare una battaglia insieme a tanti altri anziani poveri sempre che non muoia prima, visto che magari cancellano anche la sanità. Tanto per, faccio un decreto legge, arriva la bella ministra Badia e mi dice no, da domani la sanità pubblica non c'è più, perché tanto non è giusta. Oppure arriva Stella come ieri sera che ha detto che a Napoli, al Policlinico, c'era una parola scritta in dialetto. E allora quel dipendente pubblico che scrive una parola in dialetto in un italiano deve essere licenziato. Ma questo cretino gliel'hanno spiegato che quelli che vanno al Policlinico di Napoli sono quelli che magari parlano solo in dialetto e che chi ha fatto quel cartello forse è un genio dell'efficienza, perché almeno lo fa sempre. E guardate, è iniziata sempre così. Siccome agli sportelli trovate dei poveretti che devono applicare delle leggi scritte da dei dementi, soprattutto negli ultimi anni. La tassazione locale ne è un esempio, è cambiata la legge 7 volte, non la sa leggere nessuno, ve lo posso assicurare. Io conosco degli esperti del Comune di Milano di tassazione locale che non sanno più che cosa dire, non si sa più che cosa dire alle persone, e sono quelli che ti rispondono allo sportello e tu gli dici ma guarda questo cretino, questa povera gente che ti deve rispondere a quello sportello lì che guadagna 1100 euro al mese, che ha il contratto bloccato fino a... Adesso gli hanno anche detto non ti rinnovo il contratto, devi prendere la scheda di valutazione che abbiamo dal 95. Hanno cominciato sempre così per dividere i lavoratori. Anche quelli sono lavoratori e se a loro tolgono la metà delle agibilità sindacali, non parliamo degli stati, ma dei permessi sindacali, significa che oggi lo fanno a me e domani lo fanno a tutti, e poi le iniziative di lotta non si fanno più, nelle fabbriche non ci posso andare più e alla fine cancelleranno anche la legge 300. Quindi alziamoci e diciamo che siamo stanchi di questo modo di governare e che in questo paese il lavoro va rappresentato a partire dalla previdenza, ma anche delle condizioni dei lavoratori, anche quelle salariali. Grazie.